Bentrovati amici, oggi parleremo di un argomento molto delicato, di un fenomeno che pare sia in aumento. Parleremo di bullismo, di ragazzi che prendono di mira altri coetanei, che li deridono, li prendono in giro, li bullizzano, questo è il termine che viene utilizzato. Compiono degli atti che nei casi più drammatici possono portare anche un ragazzino, come pare sia avvenuto in provincia di Palermo, a togliersi la vita. L'ultimo fatto di cronaca è a rivelarci quella che potrebbe essere la verità. Come al solito è il cellulare del giovane che viene analizzato dagli inquirenti e che dà una pista ben precisa. Messaggi di derisione per l'orientamento sessuale, ma altre volte possono essere per la corporatura, insomma degli atteggiamenti che fanno molto male a chi li riceve. Procurano un disagio che può essere intercettato dalla famiglia, dalla scuola, perché spesso questi fenomeni nascono in ambiente scolastico, ma poi hanno delle ripercussioni anche fuori le aule di un istituto scolastico. Ma cosa fare? Cosa fare se un ragazzino mostra segni di disagio? Cosa fare se si ha il sospetto che un proprio figlio sia invece un ragazzo che sta compiendo questi gesti e questi atti. Ne parliamo con i nostri ospiti, l'avvocato Elena Cassella, il dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale Marcello Labella, al quale do il benvenuto e ringrazio, perché la Polizia Postale fa un grandissimo lavoro nelle scuole, non si sottrae mai e anzi organizza proprio degli incontri con i più giovani proprio per spiegare cos'è il bullismo, a cosa può portare sia dal punto di vista giuridico ma anche psicologico. E do il benvenuto anche a Fernando Rizza, che è il preside dell'Istituto Comprensivo Carducci di Catania. Grazie preside per aver accolto il mio invito. Partirei proprio da lei preside. Cosa può fare la scuola quando c'è il sospetto, addirittura ci si accorge che sta succedendo qualcosa di grave nei confronti di un ragazzo o una ragazza? Ma intanto io vorrei, non mi sento all'altezza di affrontare il tema, però vorrei un attimo rinquadrare la situazione. Perché la scuola deve avvertire qualcosa? Perché la scuola? Allora, noi ci aspettiamo dalla scuola forse anche troppo, però perché? Perché la scuola è una comunità dove i ragazzi stanno insieme, ma alla presenza di adulti. Purtroppo dobbiamo registrare che un'altra parte della loro vita, forse la stragrande maggioranza, la passano ancora in comunità, una comunità virtuale, però da soli. Questo è importante inquadrarlo perché la scuola può vedere perché c'ha degli adulti che vedono. Altrove questi adulti potrebbero mancare. Non sto accusando le famiglie, non sto accusando nessuno, ma uno anche nella propria cameretta col proprio device è in comunità con altri, ma non ci sono adulti a vigilare, perché è normale che sia così. A una certa età si va nella propria camera e si può stare. Detto questo, la scuola cosa può fare? La scuola può fare intanto un'attività di prevenzione, invece quando sospetta qualcosa può interpellare vari soggetti. Ormai abbiamo quasi tutte le scuole uno psicologo, oppure abbiamo delle mediazioni educative scolastiche dentro le scuole, abbiamo dei supporti per chi può leggere delle cose che magari non sono così evidenti. Inoltre la scuola cerca di stare allerta su ogni segnale, ma allo stesso tempo non può interpretare qualsiasi segnale come bullismo. Il bullismo ce lo può dire il dottor Labella, ce lo può dire la dottoressa Cassella, è un fenomeno che ha dei connotati ben precisi, non è il banale insulto che può scappare e che può esserci e che non deve esserci, ma che ci può essere, è il ripetuto insulto, è l'esclusione dal gruppo. La scuola può fare dei lavori, per esempio, sul gruppo, può per esempio lavorare sull'inclusività, può per esempio educare a occuparsi dell'altro, dove l'altro oggi, il compagno di classe, è sicuramente un soggetto molto più debole, ma con in mano strumenti molto molto potenti, perché poi stiamo parlando non appena del bullismo, ma del cyberbullismo, che è quello più pericoloso, quello che appunto può avvenire
in qualsiasi momento della giornata, anche senza essere in contatto fisico con qualcuno. E qui entra in gioco proprio il grande lavoro che svolge la Polizia Postale. Dottore Labella, è così? I cellulari dei ragazzi raccontano molto di loro, di quello che vivono Sì, e di quello che fanno. E un genitore che ha il sospetto cosa deve fare? sì, avete detto bene, cioè, i ragazzi, bambini, perché adesso parliamo di bambini, 7-8 anni è l'età in cui hanno il primo accesso in questo mondo che si chiama internet. Però ecco, un'evidenza la vorrei mettere subito. Impariamo a non chiamarlo mondo virtuale, perché virtuale si oppone al reale, invece il mondo su cui stanno sul web è un mondo che ha effetti pienamente reali, fa parte anche della nostra quotidianità, e allora forse sarebbe meglio dire il mondo digitale e il mondo fisico, ma il mondo digitale ha poi dei risvolti pienamente fisici. Questo già ci dà un'indicazione sull'importanza di tenere sempre a mente i pericoli che possono stare, ecco, dietro una navigazione sullo smartphone e dietro una navigazione fatta in solitudine, come diceva il preside, nella propria stanza, che poi appunto solitudine non è. Cosa bisogna fare? Raccontano tanto, la loro vita è tutta racchiusa là dentro, lo vediamo ovviamente ciascuno di noi anche nel nostro ambito familiare, trascorrono tantissimo tempo. E allora cosa bisogna fare? Avete detto bene, partiamo chiaramente dalle scuole e dalle famiglie. Il preside anche qui ha rappresentato un problema, non si può fare evidentemente carico alla scuola di tutte le problematiche, soprattutto problematiche di questo tipo, e io voglio dare un dato. Chi mi conosce sa che non amo le statistiche, non amo molto dare i numeri, né farci diciamo un'esaltazione del nostro lavoro, però solo l'anno scorso scolastico noi abbiamo incontrato oltre 25.000 ragazzi, adolescenti, preadolescenti, bambini, scuole primarie. Quest'anno già in questi primi mesi siamo già oltre i 5.000. Ma quanti genitori sono invece venuti ai nostri incontri, spesso organizzati anche dalle scuole? Beh, i numeri sono largamente inferiori. Per questo occorre, necessita interpellare, dare forse un grido anche d'allarme verso i genitori di essere sempre più attenti, soprattutto quando abbiamo dei figli preadolescenti, dei bambini, l'ho detto poc'anzi, 7-8 anni è l'età di primo accesso alla rete, e dare uno smartphone a un bambino di quest'età o poco di più è estremamente pericoloso. Proprio qualche giorno fa è uscito un report della Polizia di Stato, della nostra Direzione Centrale Anticrimine, sul resoconto della violenza ai danni dei minori. È un capitolo apposta e riguarda appunto i fenomeni del web, il fenomeno del web. Ecco, già nel nostro territorio è una piccola fotografia, e quando dico il nostro territorio mi riferisco comunque a parte della Sicilia, quindi è già tutta la Sicilia orientale. I numeri, le denunce per stare sul campo penale già rispetto all'anno scorso, tutte denunce riferibili a condotte più o meno che possiamo definire di cyberbullismo, quindi molestie online, linguaggio d'odio, diffamazioni, sono cresciute. Già solo il primo semestre abbiamo avuto circa 50 denunce, e il numero potrebbe essere non assolutamente indicativo, perché sono esclusivamente gli atti in cui una famiglia denuncia penalmente un episodio accaduto ai danni del proprio figlio minore. Cosa possiamo fare? Cosa occorre fare al di là dell'aspetto di prevenzione, al di là di quello che ha detto il preside con l'assistenza chiaramente degli psicologi? Quando si verifica una situazione di chiaro pericolo, e non mi riferisco solo al cyberbullismo, ma anche a fenomeni come l'adescamento o le social challenge, cioè le sfide. Poco tempo fa, proprio noi della Polizia di Stato abbiamo lanciato un allarme su alcune sfide che vanno sui social e che vedono proprio i minori e gli adolescenti autori, ma anche vittime. Ne faccio un esempio, una delle tante, la cicatrice francese, cioè il darsi dei pizzicotti sulla guancia, ma in maniera forte,
tanto da lasciare dei lividi, per fingere che si è stati autori di uno scontro fisico. Ecco, questo è uno dei tanti esempi, ma di challenge pericolose che possono portare in vero e proprio pericolo di vita l'autore, ve ne sono tante. Quando accadono queste situazioni, la velocità è importante. La velocità a fare che cosa? A rapportarsi direttamente con noi della Polizia di Stato. Abbiamo anche gli strumenti per cercare di arginare un fenomeno che poi, una condotta che poi può diventare estremamente pericolosa. Grazie dottore Labella. Appunto, rapportarsi subito con la polizia, in che modo? Venendo fisicamente ai vostri uffici, telefonando, c'è una linea dedicata? Tutti gli strumenti che ha detto lei, cioè possono chiamare, possono venire direttamente, possono utilizzare un'app della Polizia di Stato, UPOL. Noi nelle scuole la diamo sempre, e con mia anche grossa meraviglia in qualche scuola in cui siamo andati, di recente siamo andati in una scuola elementare nel quartiere di Librino, la gran parte dei ragazzi già la conoscevano, quindi la scaricano, fanno il download sul loro strumento, sul loro telefonino, e consente agli stessi bambini, agli stessi ragazzi di fare delle segnalazioni anche in maniera anonima, però ci danno la possibilità di intervenire. I genitori chiaramente telefonano, possono venire, possono mandare un'email. Ormai siamo ovviamente, come tanti altri enti ed istituzioni, sul web. Basta digitare il nostro nome, Polizia Postale Catania o Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica, come ora ci denominiamo, e troveranno subito sia mail, sia numero di telefono che indirizzo. Grazie dottore Labella. Dunque attenzione genitori, se notate qualcosa di anomalo nei vostri figli, il primo segnale, la prima cosa da attenzionare sicuramente è il cellulare del vostro ragazzo, perché lì c'è una fonte importante di messaggi. Ecco, lì potete già trovare qualche indizio per intuire, capire se sta avvenendo qualcosa del genere. Stiamo parlando di bullismo, ma diamo una definizione. Cos'è il bullismo esattamente? Allora, il bullismo è una forma di violenza fisica o verbale o psicologica, che però, come hanno detto giustamente chi è intervenuto prima di me, ha una delle caratteristiche ben specifiche, cioè è perpetrata nel tempo e danneggia una persona. Ovviamente si parla di bullismo quando si parla di minori. Quando questa violenza viene fatta attraverso i social, là allora si parla di cyberbullismo. Questo è quello che accade. Il cyberbullismo è peggio del bullismo, perché io ho sentito, siamo andati in tantissime scuole, i ragazzi, ho notato una cosa molto importante: i ragazzi, quando parlano del cyberbullismo, si sentono particolarmente fragili, perché nel cellulare i dati vengono conservati e dunque anche i bulli in qualche modo si sentono più forti e loro più fragili, perché mentre nel bullismo quel danno potrebbe essere, e vediamo ora come, in qualche modo riparato, nel cyberbullismo il danneggiato ha la sensazione di non poter far nulla. Così non è, e ora lo vedremo. Io però, a proposito degli interventi autorevoli di prima, voglio dire una cosa a cui tengo molto. Appunto, si parlava di parlare alla polizia, parlare agli adulti. Ma per poter, allora io dico ai ragazzi: dovete parlare, e forse oltre che agli adulti e alla polizia, prima di tutto dovrebbero parlare tra di loro. Cioè, io credo molto alla tecnica della coalizione tra ragazzi, perché quello che mi è capitato di constatare in alcune scuole è che i ragazzi hanno una certa difficoltà a parlare con gli adulti, perché quando uno dice, non so, facciamo un caso tipico. Il caso tipico è che un bambino, un ragazzino 13 anni, 14 anni, va nel bagno della scuola, riprende un altro ragazzino e poi condivide quel video e dice anche a tutti gli altri: condividete il video, e a quello che
viene poi ripreso, non dire niente perché sennò ti spacchiamo la faccia. A quel punto il ragazzino si sente assolutamente congelato e non vuole tradire, perché è un disagio enorme, non vuole tradire gli altri ragazzini perché sennò si sente meno, un po' come ma in la questo famosa caso sigaretta. c'è un gruppo contro un singolo. Allora quindi c'è un gruppo contro un singolo e ha detto bene, se invece il singolo diventa gruppo, allora questo secondo me è la politica da portare avanti. Ci sono tante scuole, soprattutto al nord Italia, ma le ho viste anche qua in Sicilia. Per esempio hanno inventato il questionario anonimo. C'è un questionario assolutamente anonimo perché è molto importante l'anonimato. Il bambino non vuole, il ragazzino non vuole esporsi per diverse ragioni. Allora bisogna dire a questi ragazzi: parlate anche tra di voi, parlate in qualche modo garantendovi l'anonimato. Come si può garantire l'anonimato? Con i questionari. Molte scuole hanno organizzato dei questionari anonimi con delle crocette, che il questionario è un termine che un po' dà fastidio ai ragazzi, con delle crocette di guisa. Poi hanno nominato all'interno della classe un referente nominato dalla classe, non nominato dal dirigente, e questo referente è un po' il rappresentante del fenomeno del bullismo, che a sua volta poi ha possibilità di parlare con il dirigente. Cioè secondo me la strada è quella di dare ai ragazzi la possibilità di essere protagonisti e non vittima e di coalizzarsi tra di loro. Per esempio in alcune scuole, io su a Milano, hanno ideato queste scuole il bulli poliziotto, cioè all'interno della classe un bullo poliziotto che fa proprio da referente e da soggetto a cui poter parlare e confidare, perché è molto importante questo secondo me è fondamentale. I ragazzi vogliono conservare l'anonimato. Bene, c'è un genitore che ci scrive, dice: non fate un po' scaricabarile tra famiglia e scuola, la scuola deve essere un baluardo non solo di educazione ma anche di promozione di legalità. Preside, la convince quest'idea del questionario? Volevo intanto ricordare ai nostri telespettatori il 342 7455 005, con un messaggio potete interagire con noi. Ne dicevo, Preside, questa storia del questionario da poter far girare nelle classi per scovare eventuali casi di bullismo. Volevo precisare la mia espressione comunità virtuale, chiaramente era un eufemismo, cioè per dire che poi si continua a stare insieme su un supporto magari tecnologico. Per quanto riguarda il papà ha ragione, però guardate che la scuola da sola, lasciata da sola o senza collaboratori, non può farcela, questo è scontato. Detto questo, mi interessa molto quello che ha detto la dottoressa Cassella, potrebbe giovare. Però anche là spero, ma io so come lavora la dottoressa, che siano anche questionari ben fatti, perché la diffidenza poi è la prima cosa che può emergere, per cui un ragazzino può pensare che attraverso quel questionario lui verrà magari conosciuto da altri, e allora bisogna trovare quegli strumenti che ci fanno capire cosa c'è senza magari farglielo dire esplicitamente, perché esplicitamente non lo direbbero, ma questo chi fa i questionari lo conosce bene, quindi è un esperimento sicuramente interessante. Dottore Labella, in tempo reale mi è stato mandato una foto, sta girando, ecco, possiamo già dare una notizia, vediamo se è appunto una fake news. State attenti, stanno girando per rubare i bambini, tenete d'occhio i vostri figli. L'abbiamo ricevuta, è un file audio, sì, è un file audio che sta girando da alcuni giorni, ce l'hanno anche segnalato. Riteniamo ovviamente che sia un messaggio che porta solamente a incutere timore, a incutere paura, quindi comunque sia di stare tranquilli, non abbiamo riscontri effettivi, reali su quanto sta accadendo, quindi è assolutamente verosimile che sia una fake news. Esatto. E a proposito di attività, ecco, chiamiamole così, innovative,
Noi abbiamo concluso l'anno scolastico, e quest'anno lo ripeteremo, un'attività che ha dato degli ottimi riscontri. Insieme all'Università di Roma, del Dipartimento di Psicologia di Roma, noi come Polizia di Stato abbiamo realizzato degli scenari digitali, non voglio usare il termine virtuali, ma degli scenari e in cui ciascuno studente con cui ciascuno studente interagisce, cioè entra in quello scenario e interagisce da vittima e anche da bullo. Sono varie situazioni, da condotte tipiche di cyberbullismo sino a quelle più gravi di adescamento. Su alcune scuole di Catania la cosa ha riguardato chiaramente dei piccoli gruppi al momento, e soprattutto le scuole superiori. Ai gruppi di studenti selezionati sono stati dati dei visori chiaramente per l'immersione nel metaverso, e sono stati proposti questi scenari. Abbiamo avuto dei risultati assolutamente positivi di riscontro, perché in questo caso, cioè, ogni ragazzo vive la realtà da vittima, e questo è importante perché gli fa capire quelle che sono i gravi danni che subisce una vittima di condotte di questo genere, ma in parte anche d'autore. È ovvio, cercheremo di ripeterlo anche quest'anno, ovviamente i numeri sono assolutamente piccoli, sono delle iniziative però che devono tracciare una strada. È vero, l'anonimato può essere utile, però l'anonimato ci può dare alcune volte solamente un'indicazione. Io capisco la dichiarazione che ha fatto anche il genitore: non si può scaricare tutto sulle famiglie, no. Ognuno, quindi non si può scaricare tutto sulla polizia, non si può scaricare tutto sulla scuola, sulle famiglie, ma ognuno chiaramente deve fare il suo ruolo. E allora è chiaro ed è incontestabile il fatto che il primo baluardo sia assolutamente la famiglia. La scuola ha delle responsabilità, su questo voglio dire e ricordare a tutti, a me stesso, che comunque gli insegnanti hanno dei precisi obblighi. Purtroppo in passato noi abbiamo vissuto delle situazioni in cui gli insegnanti, pur venendo a conoscenza di ipotesi delittuose, non le hanno opportunamente segnalate alla polizia o all'autorità giudiziaria. Invece è estremamente, parlo non solo di situazioni così anche un po' meno gravi, ma atti di pornografia minorile, video di pornografia minorile, che magari sono riusciti a intravedere nel corso dell'orario scolastico. Ecco, questo invece riporta invece la responsabilità su questo anche della scuola, della tempestività di intervento. È ovvio poi che l'aspetto della prevenzione però resta il più determinante. Bene, dobbiamo andare in pubblicità e poi ci rimangono una manciata di minuti per trarre le conclusioni di questa nostra chiacchierata. Se volete mandare un messaggio, una domanda al 342 7455 005. Ci vediamo fra pochissimo. In studio stiamo parlando di un argomento molto delicato, di un fenomeno purtroppo in aumento, e cioè del bullismo. Di aggressione, di derisione, di prendere di mira dei ragazzini nei casi più estremi. Infatti ho dato un titolo un po' forte: il bullismo può uccidere, può veramente portare le vittime a togliersi la vita, e purtroppo i casi di cronaca ci raccontano anche questo. Abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato del ruolo che ciascun attore deve svolgere, cioè la scuola, la famiglia, ma anche la legge. La legge come si sta muovendo, avvocato? Allora, la legge si sta muovendo perché noi ricordiamo che abbiamo una legge del 2017, la numero 71, che vale la pena ricordare, è stata voluta da Elena Ferrante, che era una senatrice, all'epoca era l'insegnante di Carolino Picchio. Non dimentichiamo questa studentessa di Novara che purtroppo si è tolta la vita, ed è stato il primo processo di cyberbullismo. E la legge ha già definito nel 2017 il cyberbullismo e contiene delle norme di contrasto al cyberbullismo.
In realtà in questi anni si sono mosse le istituzioni, perché ricordiamo che esiste una proposta di legge che peraltro, la 190, che peraltro è stata da pochissimo, a settembre del 2023, è stata passata alla Camera. Addirittura non era passata in un primo momento, poi è stata dichiarata una situazione di emergenza e a settembre è passata alla Camera, quindi al vaglio del Senato. E a proposito della scuola, in uno dei punti della proposta di legge importante è quello di riconoscere ai dirigenti scolastici la possibilità direttamente di fare la segnalazione alla Procura della Repubblica o al Tribunale per i minori. Questo è importante, quindi viene riconosciuta alla scuola comunque un valore e un'importanza anche da protagonista, così come ci sono altre norme, altri punti importanti, che è appunto la famosa Camera Anonima, cioè un centro di ascolto anonimo dove poter raccogliere le segnalazioni in maniera anonima. Io voglio dire una cosa ai ragazzi, però, anche ai ragazzi, ai bulli. Intanto mi fa piacere che c'è tra l'altro un stimatissimo rappresentante della polizia, perché ho notato, così come io faccio l'avvocato e mi occupo di tante altre forme di violenza, l'ammonimento in caso di violenza contro le donne ha avuto un impatto molto importante anche nella diminuzione nel numero delle persone che non hanno poi fatto la recidiva. E allora invece la legge la 71 del 2017 prevede la possibilità di chiedere al questore di ammonire il bullo. Il bullo viene chiamato dal questore, c'è un confronto con le famiglie, con il bullo, con il bullizzato, e rimane non in sede penale, ma tutta l'attività si spiega in sede amministrativa. Secondo me è uno strumento, ma qua forse mi potrà smentire, che non ho visto utilizzato molto in questi anni, nonostante lo preveda la legge. Quindi io auspico invece, visto che è una strada amministrativa che potrebbe anche essere utilizzata come forma di prevenzione, mi auguro che sempre più spesso si possa ricorrere come forma di prevenzione a questa forma all'ammonimento. Dottore Labella, in chiusura, lo ritiene uno strumento utile che possa fare da deterrente? Sì, in teoria lo dovrebbe essere. I casi registrati sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale, non sono molto significativi, quindi abbiamo comunque pochi casi. È uno strumento che deve essere richiesto, ovviamente, quindi noi lo accettiamo, il questore ovviamente lo applica, ma solo nel momento in cui c'è una parte che lo richieda. Riguarda chiaramente i reati non procedibili d'ufficio. Io vorrei rappresentare che molti dei reati invece che trattiamo noi sono reati procedibili d'ufficio proprio per la gravità di quello che delle situazioni che vengono commesse. Però è uno strumento che, se utilizzato e magari anche reso più, noi nelle scuole lo diciamo sempre, però un conto è dirlo ai bambini e adolescenti, se magari avessimo più genitori che ascoltassero i nostri incontri, saprebbero che c'è anche questo strumento. Magari qui la scuola se ne potrebbe fare portavoce. Il questore può utilizzare a richiesta della parte questa parliamo comunque sempre anche di adolescenti 14enni già, chiaramente, vittime sono 14enni sia la vittima che l'autore, ma è uno strumento assolutamente che potrebbe essere utile qualora ovviamente se ne facesse ricorso. Al momento non abbiamo dei grandi numeri. Preside, in conclusione, quindi la scuola ha un grandissimo ruolo assieme a quello delle famiglie, quindi massima allerta, lavorare molto sulla prevenzione, ma anche occhi aperti, io direi, su quanto accade fra i ragazzini, e gli insegnanti possono essere certamente delle ottime sentinelle. Occhi aperti, e quindi ci vuole anche la formazione verso gli insegnanti, che talvolta sperano che si tratti di episodi davvero sporadici e che si riducono a nulla, e invece tante volte nascondono. Quindi è vero, bisognerebbe formare bene gli insegnanti e magari anche denunciare fatti che poi non sono niente, però chissà, forse è meglio. Il discorso dell'ammonizione va bene pure, però nell'educazione la punizione è uno degli strumenti, non è ed è sempre estremo.
quello che farà molto secondo me è per esempio educarli a vivere in comunità, occuparsi uno dell'altro, e allora ecco che se il rapporto dell'uno con l'altro è positivo probabilmente si riducono anche i fenomeni. Educarli dunque al rispetto, all'educazione, alla rispetto degli gentilezza. altri. Grazie ai miei ospiti, grazie all'avvocato Elena Cassella, grazie al preside Fernando Rixha, grazie al dottor Marcello Labella. Veramente in bocca al lupo e complimenti innanzitutto per il lavoro che svolgete tutti e tre, e in bocca al lupo anche per la vostra attività, che è certamente importante, molto delicata. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie.